Buongiorno Renzo. Professor Maggi, buongiorno. Lei è sempre Sono un sempre a Rovigo. SF. Sì, sono sempre a Rovigo. Rovigo, Caput Mundi, per noi del Delta, come l'ho detto la volta scorsa, è come arrivare a New York. Siamo nel capoluogo. Guardi, lei amabilmente ci prende per un pochino. un pochino, amabilmente. Ecco perché secondo me uno dei personaggi di questo 2024, Vannacci. Senza dubbio. Vannacci è tanto un personaggio che divide, e come tutti i personaggi che dividono diventano personaggi. Certo. E poi, sai cosa, secondo me cos'è Vannacci? Vannacci è un uomo come un nonno, cioè lui ragiona come un uomo prima metà del Novecento, è vero o no? Cioè, dice cose che politicamente scorrettissime, che però probabilmente in tanti la pensano. Certo. Eh, Vannacci è veramente un fenomeno editoriale, perché immagino lei conosca bene la storia. Lui, quel libro, lei ce l'ha quel libro? non ce l'ho, Non ce l'ha. non ce l'ho, onestamente ho letto solo recensioni. Allora mi ricordi che la prossima volta che ci vediamo, siccome ne ho 2 copie, gliene do una. Ah, grazie, così risparmio i Perché 16 euro. la cosa più bella del mondo, almeno per me, è regalare libri. Bravo. Ne ho regalati tanti, perché regalare il libro è una cosa che almeno per me, ti gratifica. Lei sa che il libro se lo è autoprodotto, cioè lui Sì. si è scritto il libro e attraverso Amazon l'ha stampato e messo in vendita. È stato un successo editoriale. Stiamo parlando di 500.000 di Sì. adesso che ne sono pochissimi, no, è aumentato. Il lockdown ha determinato un aumento di autoproduzioni. di lettura di libri. Quello I sì. libri venduti sono, però è fantastico che uno che autoproduce questo libro abbia avuto un successo editoriale. Tra l'altro il successo è stata la molla per poterlo criticare, perché nessuno lo criticava, perché nessuno aveva letto, ma in libreria non c'era. Quindi Lei sa che in questi giorni però probabilmente ha toccato un nervo scoperto del... cosiddetti, come la chiamano gli americani, politically incorrect. Cioè, non è che sia questo sinonimo che non è un paese per giovani, questo qua, anzi è un paese per vecchi, nel senso che secondo me, ti ripeto, io non l'ho letto, ho letto tante recensioni, ho letto qualche spunto, effettivamente mi sembrava di parlare neanche con mio papà, con mio nonno, cioè, come vede la donna, come vede gli immigranti, come vede questo, come vede quell'altro, cioè è un uomo pre-guerra mondiale, probabilmente non so anche la sua formazione lavorativa, lui è stato generale della Folgore, quindi è generale della Folgore. Ha un'inquadratura diversa rispetto a... Vuol dire che ce ne sono tanti però che la pensano come lui. Vuol dire che ce ne sono tanti, vero? Allora, facciamo così. Lei il libro lo legge e poi ci ritroviamo per un giudizio compiuto, perché non è che ha fatto scandalo, però forse è uscito da quel seminato del cosiddetto politically correct, cioè, cosa vuol dire? Quindi bisogna stare dentro il coso, pesare ogni parola. Tenga conto che io ritengo che nel parlare bisogna pesare ogni parola, non essere mai volgare, però è interessante che ci sia stato questo terremoto, perché dal punto di vista anche della cultura, quelli che hanno fatto più, penso a Céline e a altri autori, quelli che hanno fatto, non voglio fare paragoni, nel modo più assoluto, ma il Vangelo è il libro più rivoluzionario del mondo, perché se leggiamo con calma il Vangelo e applichiamo, lo inseriamo nella quotidianità, uno dice, ma insomma, seguo questi precetti, li seguo, no, però non volevo fare paragoni, era per inquadrare il fatto che ci sono libri che quando sono letti travalicano
Ma secondo te, adesso cambiando di palo in frasca, fa bene la Lega a proporlo come eurodeputato? Io penso che la Lega faccia, la Lega fa bene a chiedere di candidarsi. Non so se lui fa bene ad accettare, però da quello che posso dire ad oggi, non ha ancora detto sì a nessuno. No, perché Lo ha detto in una intervista ti faccio stamattina. un discorso semplice, che faccio i miei paragoni, le mie parabole proprio terra a terra. Io avevo un bar una volta e avevo una persona che beveva tantissimo, spendeva un sacco di soldi. Non ho mai capito se valeva la pena che spendesse tutti quei soldi lì, siccome era uno abbastanza impegnativo, urlava, eccetera, o avrei preso di più se non ci fosse. E quindi, Vannacci, Questa è una bellissima domanda. Secondo me lei avrebbe preso di più se non c'è. e questa è una domanda che... Cosa disturbava i moderati? E quindi Vannacci disturba un pochino Come questo- candidato? sì, come candidato rispetto alla Lega, che vuole anche essere di lotta e di governo, ma anche teoricamente istituzionale e moderata. Questa è una bella domanda. Secondo me però in questo caso è più favorevole il fattore di attirare nuovi elementi. Perché? Perché candiderebbe Vannacci con le sue idee, non sempre condivisibili, poi con tante altre motivazioni, può darsi che porti a votare degli elettori che se con Vannacci candidato vanno a votare. Però c'è sempre la sindrome del bar. Senza Vannacci può darsi che non vadano a votare. Quindi è un elemento impositivo. Ma oppure potrebbe che le persone che non avrebbero votato vanno a votare, però a discapito di quelli che avrebbero votato, e No. con tutti questi condizionali mi sono perso. No, ma ho capito il concetto. Perché no? Perché la preferenza, ed è lei che decide se darla o no. Però Per cui rispecchia un minimo di- ma in lista che se credo 20 persone, quindi lei può decidere. Sì, capisco, in tal partito ha messo in lista questo personaggio rappresenta però onestamente è una battaglia dentro il centrodestra, perché Vannacci, essendo militare, di solito i militari erano candidati più Sulla facilmente destra, sulla nell'ambito della destra, quindi nell'ambito in questo caso di Fratelli d'Italia, essendo candidato, se accetterà il candidato della Lega, e chiaramente c'è una calamita che più si orienta. Ultima domanda, poi dopo salutiamo i nostri amici. Sì, professore. Ma se tu fossi Vannacci accetteresti? Questa è una bella domanda, però io ho una grandissima passione per la politica. Non so se Vannacci abbia una grande passione per la politica, ma sai perché? A me piace la politica perché è anche frutto di un compromesso positivo fra le varie posizioni, quindi cercando il meglio. Questo è il democristiano che in te che Democristiano che è in me che parla, ma io sono democristiano, che forse metodologicamente. i partiti di destra forse Italia ancora ce l'ha, ma Forza Italia. Fratelli d'Italia non ce l'ha tanto. Forza Italia si è abbeverata alla cultura democristiana del buon senso. E al democristiano che è in te, Grazie, alla professor vostra. Maggi, buona BRT Trasporti, la tua scelta dinamica per le spedizioni nazionali ed estere. Con personale altamente qualificato, garantiamo professionalità e competenza in ogni consegna. La nostra nuova piattaforma logistica, di smistamento del prodotto fresco, vi offre 1800 metri quadri per garantire la freschezza dei tuoi prodotti. Siamo a Taglio di Po, in provincia di Rovigo. BRT Trasporti, affidati a noi per la tua merce, fresca o congelata. Per una logistica fresca e affidabile.